sistema perturbato, anche intenso, investirà un po' tutte le nostre zone, quindi con precipitazioni che confermiamo saranno abbondanti, anche a carattere temporalesco, e in più ci sarà possibilità anche di vento forte. C'è preoccupazione tra gli esperti per il maltempo che colpirà il Veneto nelle prossime 48 ore. Le previsioni confermano l'intensità delle precipitazioni. Previsioni che hanno già allertato la Protezione Civile, ma anche i consorzi di bonifica responsabili della gestione del deflusso di fiumi e canali. Qui siamo a Vallà di Riese, dove il Consorzio Piave sta controllando una delle vasche di espansione realizzate un po' in tutta la provincia. Collegato alla Venale è l'invaso che la scorsa settimana ha evitato che Castelfranco finisse sott'acqua. Sopralluogo del presidente romano, più preoccupato che mai. Abbiamo aumentato la nostra reperibilità appunto in previsione di questo allarme meteo che è in itinere. Ecco, qual è la zona che vi preoccupa maggiormente? Sono tutte che ci preoccupano, non c'è una zona migliore e una zona peggiore. Il brutto momento è derivato dal fatto che in questi giorni ha piovuto molto, i terreni sono tutti inzuppati, quindi anche una pioggia non di grandissima intensità può creare problemi. Presidente che ci ha convocato qui per far vedere a tutti cosa significa poter contare su un invaso. Questa situazione a Castelfranco, questa cassa sulla Venale, è 150.000 metri cubi che assieme alle altre casse di espansione danno circa una portata di 1,5 milioni di metri cubi, a garanzia e a tutele della città di Castelfranco per evitare piene inondazioni a Castelfranco. Questa era un'ex cava recuperata dalla collettività, una delle 10 operative nell'area ovest della Marca, perché, sottolinea Romano, interventi come questo servono il prima possibile, soprattutto in sinistra Piave e a ridosso della Livenza. Ci stiamo lavorando, abbiamo alcuni progetti importanti che spero nel prossimo anno vengano realizzati, vengano finanziati. La realizzazione più importante per il Presidente resta un invaso per le piene del Piave, perché l'area delle Grave di Papadopoli non può essere considerata cassa di espansione. Prioritari invasi sul Crevada, sul Meschio, in attesa di un intervento definitivo al Pra dei Gai e a protezione di Motta. Intanto per queste zone non resta che guardare il cielo e sperare. E in queste ore di apprensione c'è chi invece potrebbe tirare anche un sospiro di sollievo. Sono i coltivatori di collina, perché le temute gelate fuori stagione non dovrebbero più arrivare. Temperature le minime crescono un pochino, ma si mantengono sicuramente sotto i 10 gradi. Le massime aumentano di poco, 11, 12, 13 gradi, non di più.